territorio e perché no dalle buone vibrazioni della musica padana e non solo, vissuta attraverso chi nella musica ci sguazza da sempre, magari la presenta o comunque è apparsa spesso e volentieri in trasmissioni televisive, e in questo caso, se ci seguite in diretta streaming su www.radiopadania.org, l'avete già vista di fianco a me Giovanna Rigato. Ciao a tutti gli ascoltatori. Sono molto contenta di essere qui con te. Anche è un io. Invito inaspettato, ma era proprio quello che volevo. Guarda, lo volevo anch'io, soprattutto perché la diretta streaming ha bisogno di essere tirata su come audience, per cui sì. Con la Giovanna Rigato siamo sicuri che in questo momento un fracco di gente va sul sito radiopadania.org, clicca canale YouTube e si collega in diretta, sia che sia martedì, sia che sia il sabato sera quando va la replica, potete gustarvi questa trasmissione. Giovanna Rigato, che ho scoperto, ma è stato un caso, perché uno dice tu inviti soltanto leghisti della prima ora o giovani leghisti o padani eccetera. No, non me ne frega assolutamente niente, ma l'ho scoperto en passant, tra le tante cose che ha fatto nella sua vita, è stata anche una militante, cioè è una di quelle che cosa distribuivi volentieri. Sappi che nel mio armadio non ci sono solo completi da showgirl oppure tailleur da giornalista, ma c'è anche la camicia verde, quella delle guardie padane. Terrorista, sei una terrorista, perché signora. Comunque io ho militato per un sacco di anni quando ero più giovane, non che sia vecchia. Adesso però... ho 52 anni, però li porta benissimo la Giovanna Rigato. No, guarda, ero troppo giovane per vincere Miss Padania. Perché ha partecipato anche lì, signori, è stata una partecipante, poi anche una giurata della famosissima Miss Padania. Sì, in giuria lì avevo un ruolo importante. E poi anche, dicevo, ai picchetti ho raccolto un sacco di firme. Prima, quando ho visto uscire Salvini, gliel'ho detto: quando tu ancora non c'eri, non sai quante firme infatti ti ha guardato un po' strano, ha fatto due calcoli, dunque io non c'ero. E questa quanti anni ha allora? Diciamo che era piccolino, ma Matteo Salvini ha cominciato presto a fare politica, quindi c'era l'Umbertone però. Umbertone, veramente. Sì. Infatti nel tuo portafoglio ho visto che c'è un 500.000 originale, proprio bello spiegazzato dei tempi. Banca della Padania, libera e indipendente, sul Po io ero presente. Che storiacce. Senti, apriamo subito le linee, intanto allo 0266203529, chi è in diretta il martedì alle 13:16 può entrare in diretta a fare un saluto alla Giovanna Rigato, 32 anni, da Vittorio Veneto, e non si sente, un pochino si sente. Sì. Nonostante, insomma... Beh dai, è un accento un po' padano, no? È bellissimo. Quindi ci sta. Io ci faccio... No, ma sai che cosa? Quando cominci a fare televisione, studi, ti laurei, tu sei diventata giornalista, cioè dopo si inizia a parlare molto bene, signori, parli un po' alla terrona, hai capito? Che ci sta anche quello, perché ti insegnano a dire, nel corso di dizione e recitazione, ti insegnano a dire Firenze, balena, abbonati. Bene. Abbona. Come si fa a dire abbonati? Io mi sono rifiutato in tanti jingle pubblicità che ho fatto, mi sono rifiutato di dire abbonati. Cioè abbonati è da terrone, però con tutto il rispetto per i meridionali, noi diciamo abbonati. un po' anche più. Perché bonati. Non lo so. È più bello, no? C'è qualcuno in linea, sentiamolo. Pronto? Ciao. È caduto, vabbè, richiami. Richiamaci, state in onda. Fatto sta, signori, che la Giovanna Rigato, che potete sbirciare tranquillamente su Facebook, c'hai un tuo sito, hai cominciato giovanissima come ballerina in tante trasmissioni televisive. Dove sei stata? Guarda, sicuramente non ero raccomandata, perché a questi primi provini eravamo 150.000 persone. Oh, mamma mia. E quindi o uno davvero sapeva ballare oppure davvero non ti prendevano.
E quindi per fortuna in qualche modo sono riuscita a farmi notare e poi da lì tutte le varie trasmissioni. La sai l'ultima, arrivano i nostri, Grande Fratello, sesta edizione, Sì, signori. nella casa mi sono divertita, sì, Lo posso moltissimo. immaginare. Ma anche con Costanzo, Costanzo è veramente simpatico. Maurizio. Dopo ci racconterai, che sono assolutamente curioso, ma poi tante trasmissioni importanti, Buona Domenica, insomma diciamo che sei stata un po' ovunque dove c'era da lavorare onestamente, hai cercato di esserci, di apparire, perché questo nel bene o nel male è anche un mondo dove bisogna apparire, bisogna farsi vedere, bisogna essere presenti ed effettivamente il bello è provarci, non fermarsi quando c'è un casting di centinaia e centinaia di persone e dire no, io non mi arrendo, voglio esserci anch'io. E la Giovanna Rigato è stata una di queste persone che non ha mai perso la speranza di lavorare ed effettivamente non ti sei mai fermata fino a laurearti e a diventare anche giornalista. Sì, adesso mi aspetta un bel corso di aggiornamento perché sennò veniamo depennati e poi non ci siamo più in questo elenco. È vero, siamo tutti pronti a essere depennati, anche dall'altra parte Colombo pronto ai corsi di aggiornamento, se non ne fai un tot, che poi nei corsi di aggiornamento ti insegnano che ne so, tutti quelli che sbarcano sono poveri disperati, che non sono clandestini ma sono migranti, ti insegnano queste cose pazzesche che io mi sono ribellato, quando il capo dei giornalisti, il direttore, il presidente, come cavolo si chiama, ha detto una roba del genere, mi sono alzato e ho detto senta, con tutto il rispetto, ma quando sbarcano questi sono clandestini finché non si appura da dove effettivamente arrivano. Se hanno effettivamente il diritto a divenire profughi è un conto, per il momento rimangono clandestini. Mi ha guardato male, molto male, ma non mi ha ancora radiato. Ecco, non sono stato... Ci sei anche tu, sei un mio collega. Sì, siamo ancora in radio. Senti, lanciamo la prima intervista. C'è Luca Macciacchini, signori, che ha lanciato da pochissimo un nuovo CD bellissimo in lingua, in dialetto. Parla degli spalloni, scommetto che non lo sai chi erano gli spalloni, perché è una cosa che non accade nella tua zona, nel Veneto. Gli spalloni erano quelli che tanti anni fa spacciavano le sigarette di contrabbando e quindi le portavano da una parte all'altra del confine. Adesso ti racconto la storia.
44 22. Di nuovo in onda Sammy Varin, Giovanna Rigato in musica indipendente, signori, e la Giovanna sta strabuzzando gli occhi e la perché Giovanna ti sta ascoltando, te ne perché sto raccontando di tutti i colori. sì, mi stai dicendo che sei un grande coraggioso, Ma come che? tutti i leghisti. Ma che, Sì. diciamo che non ognuno... hai paura di parlare senza peli sulla lingua? Guarda, la lingua pelosa, no, assolutamente, che schifo la lingua pelosa. Sì, i leghisti effettivamente ce l'hanno duro in senso politico, chiaramente, e non perdonano niente a nessuno. Bisogna farsi rispettare, bisogna mettere delle regole e farle rispettare. E qui a Radio Padania effettivamente il bello della nostra radio è che è libera, ognuno può dire quello che vuole, nel bene o nel male, ci si confronta, a volte si litiga, ma poi si fa anche pace. E un motivo per fare pace, guarda un po', domenica 8 febbraio, questa domenica, il pranzo di Radio Padania a Milano. Qui si mangiano cose buone, galletto saporito alla griglia. Scommetto, sei vegetariana? No, guarda, il galletto verrei a mangiarlo anch'io se mi invitate. Interessante, ci facciamo un pensierino. Stinco e coppa di maialino alla birra con polenta gialla macinata a pietra. Vedi? Non è male, è una cosa quasi erotica. Polenta padana. Assolutamente sì. Ci troviamo questa domenica al Galette, che si trova a Milano, uscita Forlanini, via Corelli, angolo, via Taverna, angolo via Corelli. Chiaramente, se la nostra amica Giovanna Rigato si trova in zona, io non posso far altro che dire passa, perché ti facciamo alzare la platea, saremo più o meno 200-220, ti facciamo alzare la platea e ti facciamo fare un applauso a scena aperta. Grazie, è importante che ci sia comunque un po' di gruppo, no? Di spirito di gruppo, quindi guarda, il bello, un po' di ballo, ecco, la musica. Infatti ci saranno anche tanti artisti che hanno dato l'ok, e li ringrazio da subito, venire ospiti al pranzo di Radio Padania. Chiaramente, signori, voi che ci ascoltate, che siete lì tra il gnacca e il petacca, come si dice a Milano, c'è ancora qualche posto libero, prenotatevi chiamando 339 63 95 685, ripeto 339 63 95 685. Tanti politici della Lega, tanti colleghi di Radio Padania, tanti artisti. Magari ci passa a salutare anche la Giovanna, anche perché poi alla fine uno ha i suoi impegni eccetera, ma anche se passi alle 2, alle 3 del pomeriggio a dire ciao ciao, è bello, perché diventa una gigantesca famiglia la nostra radio, capito? Anche gente che arriva da lontano, no, non riesco a venire a pranzo, però passo nel primo pomeriggio e porto a casa un CD della radio eccetera. Ma bene, ci dai una mano e ti porti a casa un ricordo, oppure fai una foto con la Giovanna Rigato, che sì, effettivamente è questa fortuna di bucare il video in questo senso. E in questo senso, in questi anni, l'hai sfruttata abbastanza questa cosa. Sì, però guarda, la radio mi sta piacendo sempre di più, perché comunque ti aiuta a comunicare senza badare troppo alle apparenze. Vero? La voce comunque arriva diretta e chi ti ascolta comunque bada a quello che tu dici, non è lì a guardare, ma c'ha lo smalto da ritoccare, queste stupidaggini. Sì, ho lo smalto da ritoccare, esatto. Oppure dicono quel maglione ingrossa. Sentivo prima di uno dei nostri, diceva ma dal vivo sembra più magro, perché con quel maglione sembra un po' più in carne. Parlava di Matteo Salvini, parlava di Matteo Salvini, dice, ma in televisione fa un certo, perché in TV c'è il grandangolo, poi lo sai meglio di me, quindi effettivamente l'inquadratura ti fa un po' più stretto, un po' più largo. Sì, il video non aiuta, il video regala qualche taglia. E invece in radio possiamo essere qui in ciabatte, come hai detto tu prima. Infatti io sono in ciabatte. Comunicare cose interessanti anche in ciabatte. Ci stai, e come? Senti, la Giovanna Rigato in fatto di comunicazione non è seconda a nessuno, le stai provando tutte nella tua carriera artistica, come dicevamo, sei recentemente diventata anche giornalista, opinionista, per cui se volete la Giovanna Rigato che fa un'opinione, che dà un'opinione, ma che opinioni dai poi? Su quali argomenti? Guarda, sono scoppiati di quei litigi che tu non avrai visto, perché comunque a Mattino 5, ad esempio, tu eri in radio, noi a Mattino 5, ma dei litigi, e purtroppo
per fortuna non si sa, l'audience sale. Certo, quando ci sono questi ring, questi litigi. Con chi ti arrabbi di solito? Chi è Ma che ti fa dipende arrabbiare? chi arriva lì. Chi è di turno? Dice, mi devo arrabbiare con questa, vai tranquilla che mi sicuramente sono vicina ai padani in questo, sono sincera. Ecco, quelli che arrivano troppo perfetti in giacca e cravatta, che fanno i finti moralisti, ecco, questi non mi piacciono per niente. Assolutamente. E quindi si parla, no? Si discute, si litiga. Si litiga. Senti, ma è vero che si litiga più facilmente tra donne? Cioè, voi donne avete questa cosa guardi quella lì e dici, guarda come cazzo vestita. Sì, guarda, tra donne non c'è solidarietà. Ma guarda che stivali che ha, guarda. Cioè, tra donne non c'è solidarietà, mi dispiace, questo è una cosa che noi non conosciamo. Anche a volte tra uomini, però tra donne so che è una roba proprio puntigliosa, cattiva. Io personalmente tutto quello che ho avuto di bello dalla vita l'ho avuto da un uomo. A parte la mamma che mi ha messo al mondo, e questo è solo dagli uomini. Questo è importante, almeno un po' d'amore in questo senso. Viva gli uomini, padani. Padani 100%. Senti Giovanna, chi ci sta ascoltando e volesse maggiori informazioni su di te, volesse sbirciare il tuo profilo Facebook, hai anche un sito internet, cosa bisogna digitare? Immagino il tuo nome e cognome, è vero? Allora, su Facebook ancora non sono molto reperibile, però su Instagram, che ci sono tutte le foto più belle, poi metto anche quella con te, non preoccuparti. Volentieri. Oddio, mi spiace, ti faccio cadere l'audience, però... Vedrai quanti seguaci ci seguiranno, sì. Allora, Instagram, signori, e poi anche internet, scrivendo Giovanna Rigato, c'è un sito internet. Sì, ecco, il mio sito internet è collegato alla posta, quindi www.giovannarigato.it, scrivetemi tutto quello che volete. Assolutamente sì. Senti, non posso fare a meno di farti anche questa domanda a proposito di foto. L'anno scorso io ho visto uno splendido calendario di Giovanna Rigato, che era una cosa che sono rimasto lì, no? Ma mi sa che tu guardavi il paesaggio, perché siccome l'abbiamo scattato a Gerba, location bellissime, in Toscana, nelle campagne, tu guardavi il paesaggio, di la verità. Ma chi ha scelto proprio queste location veramente interessanti? Un fotografo molto bravo, Francesco Baronio, che tra l'altro anche lui è simpatizzante della Lega, lo salutiamo. Ciao Francesco, complimenti. Complimenti per prima di tutto, perché è bello, pensare che dietro comunque una persona che ha studiato, che ha fatto una carriera artistica, ma non soltanto artistica, c'è qualcuno che ama ancora divertirsi, mettersi in primo piano ridendo, perché a volte ci prendiamo un po' troppo tutti sul serio, come dicevamo prima, facciamo i fighi, no? Gne. A volte è bello mettersi in discussione con una risata, dicendo ma dai, ti faccio una foto col calendario, ti dico, anche noi eravamo indecisi con Radio Padania a fare un calendario, no? Poi ci siamo guardati, ho guardato il regista Colombo, mi sono guardato io, ho guardato Alessandro Morelli, ho detto senti, lasciamo stare, non riusciamo assolutamente a ma venderlo, per i maschietti padani potreste anche allestirlo il prossimo ci facciamo un pensierino padane. Chiaro che ci vuole una selezione di ragazze padane, almeno 12 ce ne vogliono. Sai, a volte manca il tempo, la voglia, perché qui siamo sempre perennemente in mezzo alla politica. Oggi siamo arrabbiati con il Presidente della Repubblica che non ha parlato neanche per 2 minuti, 1 minuto, 30 secondi, 5 secondi di Made in Italy, del nostro territorio, della difesa delle nostre tradizioni, della povera gente che chiude una stalla alla settimana. Tu dici cazzate, cosa ce ne frega? Ma dietro una stalla ci sono decine e decine di persone che hanno lavorato per generazioni, ci sono magari centinaia di mucche che magari erano trattate pure bene, signori, perché ci sono le stalle dove la mucca è ancora libera di uscire, di mangiare le cose buone. Chiude tutto quanto, il Made in Italy non esiste più grazie a questa Europa terribile, pazzesca, che ti obbliga a comprare i prodotti che arrivano dal Marocco perché costano di meno. Uno compra i prodotti marocchini o cinesi, le cose cinesi, perché costano 1/3. Però la nostra agricoltura, i nostri produttori, dalle scarpe alle arance,
muoiono, chiudono. E il caro Presidente della Repubblica, zero, un applauso ogni 30 secondi, ma zero su questo argomento. Speriamo che appunto questo Presidente davvero abbia un occhio di riguardo per quelli che sono i reali problemi della gente, come ha detto, perché insomma le promesse non mantenute, quelle veramente danno fastidio. Soprattutto la gente non ci crede più, capito? Quando vedi un Presidente della Repubblica, a quale facciamo naturalmente tanti auguri, speriamo bene, eccetera, che non si fa mancare le frecce tricolori che svolazzano, e sai quanti soldi che costano le frecce tricolori, il giro sulla macchina antica, e sai quanti soldi costa mantenere come nuova la macchina antica, e i corazzieri, e che palle, siamo nel 2015, io non lo so, ma avere un corazziere che ti continua a guardare, che ti porta il caffè, io dopo un po' mi romperei anche le palle. Diciamo che sarebbe bello, che è un momento in cui non bisogna sprecare risorse, no? Sarebbe bello che magari lo farà il nuovo Presidente della Repubblica nei prossimi giorni, dicesse: senti, ho deciso di rinunciare ai corazzieri, li metto in cassa integrazione, ma guarda un po' i corazzieri in cassa integrazione, ho deciso di rinunciare magari a queste bellissime situazioni, location del Quirinale che costano un fotio, e magari di risparmiare qualcosa di più del 2%. Tu lo sapevi che Napolitano ha fatto una spending review, un risparmio sul Quirinale del 2%, signori. E uno dice: ma com'è possibile? Cioè, noi siamo qua che non riusciamo ad arrivare alla fine del mese e questo risparmio è il 2%. Sì. Noi ci auguriamo che la politica capisca le reali esigenze del cittadino e della povera gente, e siamo tutti poveri in questo momento. Sembra che stiamo bene perché non abbiamo coraggio di andare a mendicare, non ancora ai semafori. Ai semafori ci sono soltanto i Rom e gli immigrati che fanno parte di quel racket che li obbliga a prostituirsi anche in questo modo, e guadagnano molto di più di quanto io guadagno nell'intera giornata. Molti purtroppo restano a casa, molti dei nostri pensionati, molti dei nostri vecchi non hanno più coraggio di dire niente, restano a casa a piangere e si vergognano a dire ho bisogno. È anche per questo che dobbiamo fare la rivoluzione gandhiana più che mai in senso pacifico, e la rivoluzione parte anche proprio da sciocchezze come questa trasmissione che ti fa sentire, ti fa ascoltare quello che le altre radio non trasmettono, artisti, ma anche vibrazioni, mode territoriali e, perché no, presentatori, opinionisti come la Giovanna Rigato, che io non posso fare altro che ringraziare. Noi abbiamo parlato di temi anche molto frivoli, però davvero questo è un momento anche di raccoglimento che secondo me per le nostre forze politiche devono davvero dare uno sguardo a quelli che sono i reali problemi del popolo. E come parlavi tu del racket, un consiglio veloce: non dare mai l'elemosina a queste persone che ti sembrano in una situazione di disagio, ma in realtà sono vittime di un racket più grande di loro. E quindi chi pensa di far del bene dando l'elemosina a quello che sembra con la gamba rotta al lato della strada, in realtà va a finanziare questo racket. Ecco, questo è molto importante dirlo, perché io vedo coi miei occhi tante persone che vanno a dare l'elemosina a questi finti disabili, o comunque sono persone... E se gli dai i 50 centesimi, no, li devi dare di più. Attenzione, non pensare di dargli monetine piccine, devi dare l'euro o 2 euro, altrimenti ti corrono dietro. A volte io ho cercato di sensibilizzare sul momento chi faceva carità, però mi hanno sempre interpretata male dicendo: ma guarda questa tirchia qui, invece no. Davvero c'è un racket grosso dietro queste persone. Cerchiamo di aiutare la nostra vicina di casa, la pensionata che vive in qualche modo, e lo sappiamo e lo sapete perché la vedete tutti i giorni tornare a casa dopo aver comprato magari un pacchettino con dentro soltanto il prosciutto cotto. Signori, si parte anche da questi semplici gesti per fare la rivoluzione. Giovanna Rigato, grazie per essere passata dagli studi di Radio Padania. Un bacione e spero a presto. Ma minimo, noi restiamo in contatto e visto che spesso e volentieri bazzichi intorno a Milano, come minimo quando facciamo un bel festone ti invitiamo a fare un giro. Verrò sicuramente. Grazie a Giovanna Rigato, e noi
noi adesso lanciamo nell'etere i Sulutumana, signori. Loro sono disco della settimana. I loro CD sono in distribuzione alle feste dove c'è Radio Padania. Lo saranno questa domenica a Milano al ristorante Il Galette, ma saranno in distribuzione i CD dei Sulutumana anche a Roma, in Piazza del Popolo, a partire dal 28 di febbraio io penso già la mattina, siamo già lì la mattina, un bel banchetto, l'uomo gazebo Gabriele Zeggio, il Sammy Varin, ma tutti gli altri colleghi di Radio Padania a distribuire i CD e i gadget di Radio Padania. Grande musica, Sulutumana! Oggi sono venuti a trovarci negli studi di Radio Padania i Sulutumana, con grande piacere personale da parte del Sammy Varin, visto che siamo vecchi conoscenti dai primissimi tempi, forse dai vostri primi discorsi musicali. Che anno era quell'anno là di Molteno che ci siamo visti? 2000. Era il 2000. Sei stato tra gli artefici dell'innesto del turbo dei Sulutumana. Cacchio. Quindi un legame particolare. È stata la prima soddisfazione, praticamente unita immediatamente ad altre, perché non era ancora quasi finito il premio Un'avventura di Molteno nelle Chiese, per ricordare la figura di Lucio Battisti, che avete vinto il premio Tenco come miglior gruppo inedito. Esattamente. Per cui vi siete dimenticati subito del premio Un'avventura perché avevate altro a cui pensare. Sono stati i 2 schiaffoni più piacevoli della nostra vita, ma poi veramente è stato diciamo il momento determinante, quella fine estate, inizio autunno del 2000, determinante poi per la presa di coscienza e l'intrapresa della nostra avventura. Sì, perché qualche soddisfazione ci vuole, e qui naturalmente parlo con tutti gli amici che fanno o vorrebbero fare il vostro stesso mestiere, che ascoltano Radio Padania. È chiaro che dopo un po' arriva lo scoramento, le radio che non ti passano, è difficile fare concerti perché i comuni hanno i fondi tagliati e tutto quanto. Non arrendersi, certo, non arrendersi, e soprattutto credere in se stessi, nella propria musica, e continuare a girare, magari venire qui negli studi di Radio Padania. Noi vi trasmettiamo, se fate buona musica e credete davvero nella vostra musica, noi, a differenza delle altre radio, vi trasmettiamo gratuitamente, no? I 10.000 euro non ve li chiediamo. E poi potreste diventare come i Sulutumana, che iniziano a girare in tournée e gireranno anche per questo inverno. E se ne volete sapere di più, ricordiamolo, c'è un Facebook Sulutumana.net, giusto? Esatto. E poi il sito internet che è sulutumana.net. Fantastico, e chiaramente se li andate a vedere dal vivo me li salutate. Dobbiamo andarcene, sì, siamo in coda a questa intervista, ma chiaramente non finisce qui, perché ci teniamo in contatto su tutti gli aggiornamenti, e voi ben sapete che quando avete qualche bel concerto non dovete fare altro che fare un colpo di telefono al Sammy Varin, facciamo una bella telefonatina promozionale, 5 minuti, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori che... Ma ci fai fare qualche saluto, Sammy? Ma certo, mi metto comodo, dai, vai. Salutiamo gli altri Sulutumana, che sono Beppe Pini alle chitarre, Marco Castiglioni, che ha appena sostituito Samuel Cereghini alle batterie, e Angelo Galli, Pitch, il nostro flautista, corista, grandi, merchandising, Cecco, che doveva essere qui con noi e invece è a casa malato. E poi abbiamo 2 personaggioni che dobbiamo assolutamente salutare, che ci hanno traghettato fino al completamento di questo lavoro, che sono Piero Cassano e Fabio Perversi, i nostri super produttori. Io ero stato zitto. Un abbraccio. Qui parliamo, signori, di personaggioni oni. Quando prendono in mano un CD per... come si può? Ottimizzazione, come la possiamo chiamare? Una bellissima parola. Che mano vi hanno dato? Ottimizzare, perché alla fin fine non penso che abbiano stravolto quello che avreste già fatto. No. Se ne sono ben guardati, anche perché insomma, proprio perché sono sapienti, perché vi conoscono, perché sanno che altrimenti non sareste andati avanti con loro. Ma proprio perché amano la nostra musica, certo. prima di come dire, di intervenire in questa scommessa insieme a noi, per cui sono stati preziosissimi, direi pure anche fondamentali nell'ottima, secondo noi, riuscita di questo lavoro, e ciò nonostante non c'è
non c'è una briciola di salute umana in meno in questo lavoro, anzi. E questo è bello, perché riscoprite ascoltando i CD dei Salute Umana che si può fare bella musica come un tempo, magari anche in presa diretta, nonostante siamo nel 2014, quasi 15, e siamo tutti più fighi e tecnologici. Si può fare bella musica senza orpelli strani e strampalati, tuttavia con appunto un'ottimizzazione che non stravolge, ma che arricchisce, che pulisce magari quel determinato suono, ma quel suono deve rimanere, perché è il suono dei Salute Umana. E chiudiamo con la canzone che piace a me. Io non lo so, mentre guidavo l'altro giorno sentivo questo pezzo e sorridevo come un deficiente, perché stavate proprio facendo la musica che io volevo. Hai presente quando c'è quella nota musicale che dice adesso arriva questa nota e adesso arriva quest'altra? Mi sembrava di essere il mago professor Abradir, e lì capisci che sei sulla stessa sintonia d'onda del gruppo e magari stai provando la stessa emozione, anche se la magia della musica è che ognuno può provare cose diverse ed è bello proprio per questo ascoltare musica. Occhi al soffitto, di cosa parla questa canzone? Parla del... allora, dunque, partiamo con questa premessa. La parola ozio non esiste nel vocabolario brianzolo italiano brianzolo. Sì, soprattutto brianzolo, c'è qualcuno che ci odia, ci ha fatto anche un film per dire che pensiamo sempre ai soldi eccetera, non capivo un cazzo. Comunque, chiusa parentesi. Un nostro amico, ascoltando questa canzone, un nostro amico di Milano, lo ha definito l'elogio dell'ozio produttivo, e ci è piaciuta molto questa definizione. Stupendo. Perché è una canzone che parla di se stessa e quindi parla del momento creativo, diciamo così. E tante volte il nostro mestiere consiste nello stare lì a guardare il soffitto e macinare. Può essere scambiato per ozio, ma... Può essere scambiato per ozio, ma non è così. Genio al lavoro, di solito si mette fuori il cartello dalla porta, esatto. Poi magari sei anche seduto sul... Vabbè, come Rossi, si sta lavorando. Si sta lavorando, è difficile da far capire alla mamma o alla zia, ma insomma... No, non ci comprendete voi. E noi siamo geni o comunque cerchiamo in qualche modo di pensare, di lavorare, di trasmettere emozioni. Nel caso dei Salute Umana, signori, ne fanno di miracoli musicali. Spesso rimangono chiusi in un cassetto o li potete ascoltare su poche radio. Potreste regalare un CD dei Salute Umana al vostro lui, alla vostra lei, dicendo senti un po' che poesia c'è in questa canzone. E proprio nella traccia numero 10, secondo me c'è una grandissima poesia, ancor più musicale che dal punto di vista dei testi. Occhi al soffitto. Ragazzi, grazie per essere stati a Radio Padania. Grazie a te, Sammy. Amo le voci della gente per la strada, la vita che si fa sentire e sale su fin sopra questi tetti. Io fumo e imparo ad ascoltare, e sono nomi, risa e altre parole, e in fondo non lo so. Imparo ad ascoltare e canto piano, senti che pace in tutto questo baccano. E amo i muri delle case sferzati dalla pioggia di stravento. Lo so che sembra strano, ma sapeste in quei momenti come sono contento. Il corso naturale delle cose ed una birra accanto, gli occhi al soffitto in cerca di una frase, un foglio bianco ed il computer spento. Che giornata splendida, sembra fatta apposta per innamorarsi. E che vita stupida, sempre in cerca di qualcosa che non c'è.
sa per sé ciascuno cosa sogna. Io sogno un altro giorno come questo, niente di eccezionale, sì, lo so, ma non è poco accorgermi che esisto. E con la scusa di fare canzoni spengo il telefono e dentro l'anima frugo a piene mani, non trovo niente come al solito. Che giornata splendida, sembra fatta apposta per innamorarsi. E che vita stupida, sempre in cerca di qualcosa che non c'è. Che giornata splendida. E che vita stupida, sempre in cerca di un motivo, di un perché. Hai sentito? Oggi puoi pagare la polizza auto a rate mensili a tasso zero. Sì, e io sono